Alessandro Bonu è passato qualche minuto dal triplice fischio, una squadra è contenta, la Ferrina, un'altra squadra no, l'Alghero. Il calcio è questo, vi metteva di fronte il play out, una si salvava, l'altra retrocedeva. Adesso si può fare un sunto di questa stagione lunghissima e travagliata. Ma innanzitutto fammi fare i complimenti all'Alghero, non è una cosa scontata, non l'avrei fatto se non li avessi sentiti. Sono una piazza, una società che merita ben altre categorie. La settimana scorsa siamo andati a giocare da loro, ha fatto un'impressione incredibile, non c'era bisogno di vederlo dal vivo, si sa che cos'è l'Alghero nel calcio dilettantistico. Tra tutte le squadre che avrei voluto incontrare, l'Alghero era l'ultima, quindi una doveva perdere. Mi dispiace, sono contento ovviamente per noi, ma mi dispiace perché meritano assolutamente ben altre categorie. Siete andati infatti anche a consolare Mereu, il capitano? Sì, io ho iniziato 11 anni fa in questa categoria, lui era già un giocatore fenomenale, quindi gliel'ho detto, per me lui rimane un esempio e dispiace davvero, non mi sembra Certo. Partita dura, nel finale tanta pressione, non siete riusciti a segnare con l'occasione di Usai, avete rischiato sul tiro di Carboni, però è l'emblema della stagione, tanta sofferenza. Bravo, hai detto tu, è l'emblema della stagione. Ci fossimo salvati con tranquillità non sarebbe stato specchio di questa stagione. Noi, ti dico la verità, è giusto aver fatto almeno i play-out. La salvezza diretta non sarebbe stato giusto per come è andata questa stagione. Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, l'abbiamo sbagliato. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi, però i play-out penso che siano la degna conclusione di questa stagione. Sarebbe stato troppo... non sarebbe stato giusto salvarci direttamente, era giusto così. Alessandro, ti sei spiegato un po' proprio questa stagione, perché arrivavate da campionati dove avete fatto anche i playoff e quest'anno avete rischiato tantissimo di retrocedere. Diciamo che vabbè, ho riflettuto tutta la stagione su cosa possa essere andato male. Diciamo che tutti hanno sbagliato qualcosa, tutti. Sono stati danni fatti dai piani più alti, a noi giocatori ovviamente. Le regole di questo campionato sono state imbarazzanti. Io non ho mai visto un campionato dove il calciomercato è sempre stato aperto. È una cosa imbarazzante, soprattutto per chi come noi programma una stagione, si organizza per programmare una stagione, invece qua ogni mese potevi cambiare giocatori, potevi cambiare squadra. Per me è una cosa imbarazzante. Diciamo che questa era una forza della Ferrini che con le nuove regole non diventa più una forza perché tutti possono rimediare all'errore. Sì, ma non è una forza della Ferrini, è da tutte le parti è così. Tu dai possibilità alle squadre di cambiare 30 giocatori ogni 2 mesi, non si è mai visto da nessuna parte, non vuole essere una scusante, dovevamo essere più forti anche di questo, lo siamo stati, però è imbarazzante come regola, non so chi decide le regole, non so come si mettono d'accordo, ma è una cosa imbarazzante. Poi una regola che andava bene quest'anno che era stata cambiata, che era quella dei fuori quota, l'hanno rimessa. Cioè non serve a niente le regole di fuori quota, sono regole che non hanno senso, io davvero mi stupisco. Noi abbiamo giocato comunque con i giovani, ma la maggior parte delle squadre hanno giocato con i giovani. Anche l'Alghero stesso. Anche chi si gioca il campionato i giovani li prendono, da fuori ma li prendono, quindi non lo so, sbagliano una cosa e rimediano le cose giuste. Cosa sarà il prossimo anno? Perché in una stagione ci sono stati tanti errori, si dovrà riprogrammare per non ripeterli. Guarda, non ci penso minimamente, cioè non ho minimamente idea di cosa sarà domani. L'unica cosa che penso e che ho pensato fin dal primo momento è che noi al 12 gennaio, se non mi sbaglio, con la sconfitta a Sampdoria eravamo ultimi in classifica, dava le dimissioni il secondo allenatore della stagione e nessuno avrebbe dato €1 a questa squadra. Io voglio che da oggi si parli solo ed esclusivamente di questi ragazzi. Solo di questi ragazzi. C'è anche la voce che potessi guidare tu la squadra. No, vabbè, ma quello è un altro discorso. Diciamo che è andata bene. Questa gestione interna tra noi è stata una cosa che ha fruttato, ci ha motivato, ci ha responsabilizzato. Sì. Io sfido una persona a dire al 12 gennaio 17 partite giocate su 30, ultimi in classifica, che avrebbe scommesso €1 su di noi. Noi stessi, questi pazzi che sono rimasti dal primo all'ultimo giorno e chi è arrivato in corsa. Davvero grazie a tutti, i ragazzi se lo meritano. Complimenti Alessandro, godetevi la festa. Grazie.